Siamo sotto elezioni e tutti quanti fanno promesse e scambiano impegni, obiettivi seri con i sogni. Io invece ho un obiettivo preciso. L'obiettivo è di dire che il Veneto, come ho sempre detto, ho detto da anni e ci credo veramente, che il Veneto può essere primo in Europa, ma primo in economia, primo in cultura, primo in tante cose. Ma soprattutto può essere una cosa, il cuore verde, non ovviamente in senso leghista, il cuore verde d'Europa, perché il Veneto ha delle chance, delle opportunità, delle possibilità, delle potenzialità che altri non hanno, nella produzione di energia verde, grazie alla sua agricoltura di qualità. È primo in tante cose e se non è primo è secondo e terzo, basta che metta nel biologico, nelle produzioni agricole, nel suo allevamento, basta che capisca queste potenzialità, basta che le capisca nel turismo, nell'utilizzo di fonti di energia alternative, basta che utilizzi il suo idroelettrico, il fotovoltaico, le biomasse e il Veneto può essere la regione più verde d'Europa. Ripeto, in senso ecologico, in senso biologico. Questo è il futuro, diventerebbe un grande polo di attrazione, sarebbe veramente il cuore verde d'Europa.